Due ciacole al caffè. Incontri con persone, personalità e personaggi per chiacchierare del passato, del presente e dell'avvenire della nostra città. Due ciacole al caffè. Ogni 15 giorni un nuovo appuntamento. E il prossimo ospite potresti essere tu. Incontriamoci per Due ciacole al caffè. Buon pomeriggio e benvenuti a Due ciacole al caffè. Oggi al Baruffino incontro Stefano Spagnolo. Ciao Stefano. Ciao Alessandra. E ben trovato fuori del tuo luogo di lavoro. Fuori dagli scaffali. Che non è facile trovarti fuori dagli scaffali. Stefano Spagnolo, volto noto dalla città, è bibliotecario nella biblioteca civica Sabadino di Chioggia. Precisamente. Allora, in quest'epoca così multimediale, molto web, eccetera, com'è fare il bibliotecario? Che cos'è fare il bibliotecario oggi? Che magari ce lo siamo dimenticato o qualcuno non lo sa così bene. Che ci sta a fare un bibliotecario al mondo? Questa è la domanda, diciamo. Anche più di uno, dai. Esatto. Nel senso che in un'epoca in cui tu puoi scaricare anche i libri, perché esistono ancora i libri, si sono liofilizzati, anche digitalizzati, le biblioteche reggono in maniera anche egregia. Le biblioteche ci sono gli archivi che sono i granai del sapere, della storia. Anche le biblioteche sono una specie di cugine degli archivi. Un bibliotecario cosa fa? Fa tante cose. A me piace questa professione, è un mestiere che faccio tu fai da molti anni, no? Da 13 anni, esattamente. E lo faccio in una biblioteca molto bella, che è la biblioteca civica Cristoforo Sabadino, come ricordavi tu, che è la biblioteca di Chioggia. È una biblioteca storica che ha questa doppia vocazione, un po' di deposito, abbiamo un materiale prezioso che sono gli scritti della scuola naturalistica settecentesca locale, che era in collegamento con quella illuminista francese. E questo deposito è un deposito molto prezioso, no? Che non ha nulla a che fare con i libri che sono patrimonio consultabile della biblioteca. Il cosiddetto scaffale aperto, perché l'altra parte, la parte della vocazione invece a public library, cioè biblioteca pubblica, invece ha un patrimonio che tu puoi arrivare in biblioteca e consultare per conto tuo, e parte di questo puoi anche portartela a casa per i tuoi studi, eccetera. E qui ci aggiriamo, la biblioteca civica Sabadino ha un patrimonio di circa 60.000 volumi, considerevole, a fronte di un'utenza sempre che si espande di anno in anno. Adesso siamo a oltre 11.000 iscritti. Però, e di questi 11.000 quanti frequentano? Costantemente che utilizzano la tessera e l'iscrizione, siamo oltre il 70%, quindi abbiamo 1 migliaio di prestiti al mese. Cioè, non è vero che non si legge, non dai. È vero, non è assolutamente Sfattiamo vero. questo mito. Anche a Chioggia si legge. A Chioggia si legge, questa è un'ottima notizia, direi. Possiamo affermarlo con tutti i crismi. Molto bene. Senti, e che cosa si legge? Cioè, gli utenti della biblioteca sono variegati, insomma, sparsi in diverse età, presumo, no? Tutti noi abbiamo qualche ricordo, insomma, di quando da ragazzi si andava a fare qualche ricerca. Oggi magari è un po' diverso, ma a parte i ragazzi che vengono a fare delle ricerche, quali sono le categorie di persone che si rivolgono al bibliotecario? Perché non si accede direttamente agli scaffali, ovviamente. Naturalmente sì e no. Voglio dire, c'è un'utenza più avvertita, un'utenza più preparata, un'utenza è molto limitata, questa sì, che utilizza la biblioteca indipendentemente oppure si appoggia in maniera consapevole al bibliotecario che svolge una funzione importante che è il reference. Un utente che arriva impreparato in biblioteca è la disperazione, diciamo, del bibliotecario, nel senso che uno che... E chi è l'utente tipo che è disorientato? Diciamo, facciamo l'utente medio, diciamo, è quello che non sa formulare la domanda giusta, diciamo così, perché non ha ancora capitalizzato l'idea, cioè non ha ancora chiarito a se stesso che cosa vuole fondamentalmente. È quello che probabilmente che vi plana sul bancone della biblioteca perché sa che deve fare la ricerca, per esempio. Esatto, quello che ti chiede appunto, oppure c'è quello che invece ti chiede quel libro, però non si ricorda l'autore, però non si ricorda il titolo, però magari si ricorda l'editore e pensa che attraverso l'editore il buon bibliotecario possa risalire esattamente, possa rileggere nella sua testa. Una missione impossibile la tua? Direi di sì. Abbastanza impossibile. A volte ci azzecco anche perché diciamo che un buon bibliotecario, come tutti i mestieri, devi aggiornarti, devi essere chiaramente costantemente attento a quello che
il mercato editoriale, le uscite negli specifici argomenti, quindi qualsiasi persona, qualsiasi utente, noi appunto abbiamo un'utenza generalista da Public Library, sia quello più avvertito e preparato, sia quello meno consapevole delle proprie idee, tu gli devi dare una mano a maieuticamente fargli uscire la domanda giusta, la richiesta giusta, e quindi poi anche fornire gli strumenti che nel 90% dei casi la biblioteca possiede. Si fidelizzano questi utenti? Bella domanda. Sì, si fidelizzano, c'è uno zoccolo, diciamo. Cioè ci trovano gusto, cioè qualcuno ci trova gusto a stare tra i libri? Stare tra i libri, assolutamente sì, ci sono chiaramente quelli che una volta, con questo gergo come dire, antiquato però sapido, si chiamavano i topi di biblioteca, ci sono anche. Ci sono i topi di biblioteca? Sì, ci sono anche i ratti di biblioteca, cioè non ce li abbiamo, ma sono non spargiamo allarmi. Ma no, sono innocui, poi stanno per conto proprio e fanno anche compagnia. Scherzi a parte, ci sono i topi di biblioteca e ce ne sono come anche la nostra biblioteca, come tutte le biblioteche, ne ha alcuni, e sono quelli più fedeli, costanti, e poi ci sono gli utenti che ritornano perché si sono così interessati a degli specifici argomenti, e lì anche, sai, una piccola gioia del bibliotecario quando tu riesci a dare dei consigli. Sai, ci sono un paio di professioni. Grazie. Ah, grazie mille. Grazie mille. Ci sono un paio di professioni affini, che sono il libraio e l'insegnante. Quando tu dai dei consigli, perché il reference in biblioteca è esattamente questo, tu dai dei consigli rispetto a quello che ti chiede l'utente. Uno legge, non lo so, legge letteratura americana, legge Hemingway, facciamo un esempio. Io ho letto tutto Hemingway, che cosa leggo io adesso? Allora, tu gli dai, lo aggiorni un po', magari, sai, hai mai letto Paul Auster, per esempio? Quindi avete anche una responsabilità nell'indirizzare il gusto, insomma, specialmente dei giovani lettori, direi di sì. Quindi una responsabilità educativa anche importante. Assolutamente. Senti Stefano, un'altra cosa ti chiedo, perché la biblioteca, no? Prego, beviti intanto il caffè. Intanto chiacchieriamoci, beviamo il caffè. Io lo bevo amaro perché... Anch'io. La vita, bisogna affrontarla osmoticamente. Senti, gli utenti della biblioteca, no? Abbiamo detto, ci sono i ragazzi, poi ci sono anche quelli che vengono a leggersi il giornale, perché c'è anche il servizio di emeroteca, però la biblioteca non è solo libri negli scaffali, è anche libri in movimento. No? Esatto. Non è che l'unico scrittore buono è quello morto, per citare il titolo di un tuo caro amico. La biblioteca organizza anche incontri dal vivo, con scrittori vivi, perché gli scrittori praticano per questo mondo, camminano, si muovono, vivono. Come vanno questi incontri? Ce ne sono stati di recente? Guarda, vanno molto bene, il che fa gioia, perché la biblioteca ha questo ruolo di promozione alla lettura. La promozione alla lettura tu la fai attraverso quello che appunto è il deposito, il magazzino, diciamo così, la storia, la collezione che ti sei fatto negli anni dei libri usciti, degli scrittori che costituiscono un po' uno o più canoni della letteratura, della saggistica, eccetera, quindi ce li hai. Poi però non puoi fermarti al morto, per usare quella battuta, devi anche essere in grado di promuovere scrittori vivi e farli incontrare agli utenti della biblioteca. Ci sono stati degli incontri che tu hai organizzato, che si chiama questo ciclo? Quest'ultimo ciclo che ho organizzato si intitola Libri fuori di testo, argutissimo calambur sulla parola testo e testa, i libri che escono da loro stessi e anche dalla testa degli scrittori dal vivo alla Sabadino, perché questi erano veramente, esattamente, era necessario. E sono andati bene, no? Sono andati molto bene. Per l'estate ci sarà una riedizione? Mi auguro di sì, ci stiamo lavorando e mi auguro di poter proporre una dépendance, come dire, solare estiva nel chiostro della biblioteca. Nel chiostro, quindi che si presta anche molto bene, un ambiente molto estivo, molto vicino all'idea della cultura antica. Un'ultimissima cosa, di cosa si lamentano di più, perché di qualcosa si lamenteranno in mezzo a tutte queste meraviglie, gli utenti della biblioteca, se c'è qualcosa di cui si lamentano? Dunque, ma così, scartabellando la mia memoria aneddotica, non dei topi, perché non dei topi, perché quelli fanno compagnia. Ti posso dire che si lamentano della mancanza di parcheggi, ecco, questo... Che non ha molto a che fare con il libro, che non ha assolutamente nulla a che fare, però è una lamentela che abbiamo registrato, io e i colleghi abbiamo registrato. Allora, quindi lanciamo questa... Sì, questo
appello, diciamo, appello, sì, e così con tutta la forza retorica che possediamo. Parte la buona stagione in cui la gente se ne va in bicicletta, insomma. Sì, esatto, però anche lì vediamo di accontentare questi utenti. Esatto, speriamo. Intanto Stefano ti ringrazio, Grazie a te, buon Alessandra. caffè. Grazie. E ringraziamo i nostri spettatori, buon pomeriggio a tutti con 2 ciacole al caffè. Grazie.